Per gli anicini ci serviranno 6 uova, 400 g di zucchero, 400 g di farina 00, 30 g di semi di anice e una busta di lievito vanigliato per dolci. Iniziamo separando le chiare dai tuorli. Abbiamo separato a questo punto 5 bianchi e 5 tuorli. L'ultimo uovo invece andremo ad inserirlo tutto intero insieme ai tuorli. Ok, a questo punto aggiungiamo in macchina i tuorli e i 400 g di zucchero. Quindi inseriamo tutto nella macchina e facciamo montare bene finché il composto diventerà chiaro e spumoso. Dopo circa 5 minuti di lavorazione avremo ottenuto un composto molto chiaro e spumoso. A questo punto andiamo a lavorare i bianchi dell'uovo montandoli a neve. Dopo pochissimo tempo il risultato sarà questo: un bianco montato a neve ben fermo. Iniziamo a questo punto ad aggiungere i 400 g di farina, alternando un cucchiaio di farina o qualche cucchiaio di farina e qualche cucchiaio di bianco montato a neve. Quindi amalgamiamo. Durante questa fase cerchiamo di compiere dei movimenti dal basso verso l'alto, in questo modo ingloberemo dell'aria nell'impasto. Terminata la farina e i bianchi d'uovo, mettiamo il lievito. Quindi mescoliamo bene. Una volta inserito anche il lievito, andiamo ad aggiungere i 30 g di semi di anice. Quindi amalgamiamo per bene. A questo punto distribuiamo in 2 teglie l'impasto. Io ho scelto 2 teglie di circa 35 cm x 12. Quindi inforniamo. Impostiamo il forno a circa 170 gradi, statico e calore dal basso e dall'alto, per circa 50 minuti. Dopo circa 50 minuti di cottura, questo è il risultato. Ora lasceremo che raffreddino, dopodiché andremo a tagliarli nella forma tipica degli anicini. Bene, iniziamo a questo punto a tagliarlo. Così lo spessore? E questo è il risultato.
E ora scusate, lo assaggio per voi. Delizioso. Buon appetito!